Siamo per Chioggia Azzurra con Marcello Colombo, presidente di questa nuova realtà che è la SAV, Sorveglianza Aerea Veneta. Cos'è questa nuova realtà? Buongiorno a tutti, la SAV è una realtà del terzo settore, delle associazioni di volontariato, che entrerà nel mondo della protezione civile e ha come scopo la sorveglianza dello spazio aereo, nello specifico con l'utilizzo di droni di varie caratteristiche e pilotati da persone autorizzate, certificate da ENAC e EASA. ENAC realtà di sorveglianza italiana e EASA europea. E perché questa associazione? Tutti abbiamo visto negli ultimi periodi quanto il drone possa essere interessante e utile nelle attività sociali. Abbiamo pensato quindi di costituire per la prima volta nel Veneto una realtà di protezione civile che abbia come scopo l'utilizzo del drone. Per questo, per formare i nostri piloti, stiamo organizzando dei corsi propedeutici, cioè che spieghiamo cosa dovranno affrontare per superare gli esami poi autorizzati da ENAC, e cerchiamo almeno una volta al mese di organizzare delle uscite come questa di oggi che servono per l'addestramento. Ogni mese cambieremo scenari in modo che il pilota, in caso di chiamata di emergenza, sia in grado di pilotare in qualsiasi situazione. Oggi con questi droni particolari, tra cui anche dell'azienda Upceri di Bassano, stiamo cercando di capire quale metodologia migliore possa essere per il salvamento a mare delle persone in difficoltà. Quindi avremo un salvagente autogonfiabile a contatto con l'acqua agganciato al drone che nel punto preciso dove si trova la persona in difficoltà verrà rilasciato, e gonfiandosi la persona potrà mettersi tranquillamente in sicurezza in attesa del bagnino che completerà poi effettivamente il salvataggio della persona. Oggi è una giornata di test, quindi. Oggi è una giornata di test. Di messa a punto. Esatto, di test e di addestramento per i piloti iscritti e per il drone da salvamento a mare, che poi ricordo potrebbe essere utilizzato in qualsiasi realtà dove il volontario potrebbe essere in pericolo lui stesso. Ti ringrazio moltissimo, buon lavoro. Grazie a voi.